siamo nel quartier generale di Solinas e siamo con Gigi Carau, che è un consigliere del Consiglio Comunale di Assemini, di opposizione, ed è anche coordinatore del PISDAZ di Assemini. Diciamo che Assemini era definita la roccaforte dei 5 Stelle. Come lo commentiamo quest'esito che invece li vede insomma una bella battosta? Ma se fosse confermato il trend che tuttora stiamo rilevando su Assemini, 7 sezioni su 22, vedrebbe il Movimento 5 Stelle perdere 28 punti percentuali, una vera e propria debacle rispetto alle politiche, ma anche rispetto alle comunali, quindi c'è un paragone anche rispetto alle elezioni amministrative. Sicuramente è un dato su cui riflettere. Noi non possiamo nascondere la nostra emozione di riportare il centrodestra coeso, unito, come prima forza politica della nostra cittadina. Grazie.